Test audio. Allora proviamo a commentare questa gara, provate poi a dirmi se abbiamo l'audio in cuffia. Allora entrano in campo in questo momento le due formazioni qui al Pala Franchetti di Mestre per la nona giornata del campionato di Serie 2 Elite. Si incontrano la padrona di casa Fenice Venezia Mestre e il Futsal Lecco, entrambe appaiate a 7 punti in classifica dopo le prime 8 giornate. Quindi gara molto importante per entrambe. Nono, decimo posto per le due formazioni in classifica, quindi punti pesanti oggi, in quanto pare che abbiamo risolto alcuni problemi audio. Ci scusiamo per chi si era collegato allo streaming in anticipo rispetto all'inizio della gara. Ora è tutto di nuovo a posto, per cui benvenuti a voi da Matteo Cerutti per la Fenice Venezia Mestre, e siamo di nuovo con voi. Ecco che nella Fenice rientra dopo un lungo infortunio il portiere Feverati, quindi di nuovo in campo. Importante rientro questo, ultimamente sostituito da Jagubian nelle giornate precedenti. Ecco. Scusate ancora un attimo, stiamo cercando di recuperare i nostri strumenti e attrezzi di lavoro per potervi raccontare questa gara. Un po' di problemi, speriamo ora tutto sia a posto, per cui ci dite eventualmente da casa attraverso i commenti sul canale YouTube se ci sono ancora problemi di video o di audio. Nel frattempo abbiamo Fenice che appunto con Feverati tra i pali, poi Capitan Caregnato, Di Fonzo, Persec e Baloira come quintetto iniziale. Andiamo invece a vedere, dobbiamo un po' ricostruire perché non ci è arrivato ancora quello del Lecco. Intanto la gara è iniziata, per cui maglia azzurra e Lecco che parte. Intanto prova Persec subito a recuperare il pallone, viene deviato in angolo. Primi secondi di gioco, 13 secondi, subito Persec al tentativo di conclusione. Ecco qui intanto ci arriva la distinta di gara per Lecco, quindi intanto è Di Fonzo che appoggia indietro non senza qualche rischio per Feverati. Ora Lecco che prova a gestire le azioni col numero 23 Javier Gomez. Allora ce l'abbiamo, abbiamo Di Tommaso in porta per il Lecco, quindi possiamo dare anche la starting five del Lecco, poi Harting con il numero 10, tanto Fenice a manovrare dietro con Di Fonzo, da questi tra Calegnato che poi porta in avanti, quindi con il numero 20 invece Ferri, con il numero 23 Gomez, con il numero 28 Neseio. Diciamo partita molto importante per entrambe le formazioni per allontanarsi dalle zone calde della classifica.
finisce in divisa giallo-verde, non la tradizionale arancio-nero-verde, e attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Risponde in divisa blu-celeste il Lecco dalla destra alla sinistra. E ancora ora Harting che prova a impensierire Feverati, lo supera, ma la palla è di poco larga, quindi prima azione pericolosa del Lecco. Ancora Feverati, di nuovo ora Persek che prova, gliela porta via. C'è ora il colpo e c'è il gol. Attenzione, il gol del Lecco, mentre il gol è di Ferri, mentre nel frattempo c'era stato un colpo subito da Caregnato che si era atteso l'interruzione di gioco, invece l'azione è proseguita e ha portato al gol di Ferri, quindi Lecco in vantaggio 1-0 dopo 1 minuto e 40 secondi. Ora Lecco a manovrare con molta personalità in questa prima fase. Fenice prova a uscire, Persek ora prova lui, guadagna solo una fallo laterale. La ribattuta di Neseio. Ora è Baloira per Caregnato, Persek di nuovo, la ribattuta. Ancora ci prova da lontano Baloira, palla Feverati, Fenice prova a recuperare immediatamente il passivo. Ecco ancora Persek, un po' solo, chiuso da Neseglio ancora. Ora Di Fonso, importante anche la svolta che potrà dare lui, salta l'uomo, serve Baloira che la mette con una precisione chirurgica ancora l'azione nasce da Di Fonso che salta l'uomo, serve la corrente Baloira che di destro infila un rasoterra di precisione chirurgica alle spalle di Di Tommaso, quindi parità ristabilita. 1-1 qui alla palla Franchetti dopo nemmeno 3 minuti di gioco. Ora Lecco prova a manovrare, intercetta però Persek che la mura ancora, è sempre un po' prevedibile la sua azione e Neseio lo chiude per la terza volta. Ora è Caregnato che riesce a recuperare il pallone, Di Fonso prova a crearsi lo spazio, viene murato, ancora Persek, ora Di Fonso di nuovo, c'è Baloira, lo vede per Di Fonso, salta l'uomo, prova a centrarsi, qui reclama per un fallo, non fischia il direttore di gara, riprende allora il Lecco in contropiede con Harting, poi l'azione va però a spegnersi tra le braccia di Feverati. Ora è Di Fonso che prova con un pallonetto, l'idea era deliziosa ma è fuori misura, ma ha problemi Di Tommaso a controllare, la palla è fuori. Può riprendere il Lecco con questa con la palla al suo numero 12 che la mette giù.
ora Gomez, Harting, Gomez di nuovo, si oppone Feverati, può ripartire Di Fonso, prova da lontano Muratto, ancora fasi un po' confuse di gioco, con ribaltamento continuo, però un po' affrettate le conclusioni. La palla recuperata ora da Persek, che prova allo spazio questa volta, ma non è fortunato col mancino. Ora non si intendono Harting e Neseio, per cui Calegnato può reimpostare Di Fonso all'avversario davanti, si crea lo spazio, era ottima l'intenzione e anche come era stato indirizzato il tiro, ma Neseio si oppone col corpo e riesce a mettere in fallo laterale. Ora di nuovo a impostare Calegnato, Persek in velocità di prima, Baloira, sono in tre su di lui, riparte ora Lecco col neoentrato numero 18 Cullani. Anche Panzeri, scusate, che ha di nuovo palla. Qui ostacolato, riprende Baloira, Di Fonso avanza ancora, ne ha due, ha il problema di girarsi. Sì, qui c'era indicato col numero 18 nella lista Cullani, invece è Panzeri, quindi ci scusiamo con gli spettatori e prendiamo nota del nuovo entrato numero 18 per il Lecco, Lorenzo Panzeri. Ora è di nuovo Di Fonso che imposta, questo è ancora Baloira, finisce ancora col quintetto iniziale. Ora Baloira cerca Persek, che però è troppo lontano. Ora Harting prova, fa sedere Persek, va il tiro di sinistro deviato in calcio d'angolo. Ancora in zona d'attacco Lecco. È Naseio che stampa un destro sulla traversa piena, fortunata Fenice in questa situazione. Poi lo stesso Naseio va a fare un intervento non necessario probabilmente su Stefanon, che è entrato nel frattempo, si sta involando sulla fascia destra e si becca l'ammonizione quando sono trascorsi quasi 6 minuti. Abbiamo una nutrita schiera di cameraman oggi, benvenuti, sono i giovani Fenice. Ed eccolo Persek ancora, che cerca di girarsi e toccarla quel tanto che basta per metterla dentro, ma non è fortunato. Allora può ripartire il Lecco con Harting, deviata. Ora nutrita serie di cambi per Fenice, entrano Bui, Moscoso, Stefanone era entrato da poco. Ora Ferri, su di lui Bui, attenzione, ora ci prova Baloira ma viene fermato. Ancora Panzeri, ora Fenice sembra più pimpante, sta cercando con insistenza il 2, qui c'è Fortunata, è Fortunata e invece grande sfortuna per Lecco con questa autorete sul tiro di destro di Bui a incrociare. C'è l'autogol numero 21, Mattaboni, per il 2-1 Fenice.
Siamo al time out, quindi sono trascorsi 6 minuti e 30 secondi circa. L'autogol di Mattaboni porta Fenice sul 2-1. Intanto andiamo anche noi ad aggiornare il nostro tabellino col secondo gol Fenice. Squadre di nuovo in campo, allora andiamo a vedere chi abbiamo qui sotto di noi, con il numero 6 Johan Valdes, neoentrato per Lecco, è proprio lui ora a cercare di impostare su Gomez, però senza successo, per cui può riprendere la palla Feverati. Fenice in campo con Bui, Moscoso, Ceccon che riceve ora, ancora Bui, Moscoso, rischiano qua, arriva come un razzo Ferri ma si salva Bui, può riprendere la gara, ancora Moscoso, Ceccon, Bui rischia un po', ancora Ferri su di lui, deve fare attenzione. Bui è stato raggiunto 2 volte dal numero 20 lecchese. Intanto ora la palla è verso la metà campo con Stefanon che però non riesce a controllare, ci prova Valdes proprio di destro, palla alta. Ricordiamo per chi si fosse collegato da poco che siamo sul punteggio di 2-1 per Fenice Venezia Mestre sul Lecco. Gara valida per la nona giornata della Serie A2. Entrambe le squadre alla ricerca di una vittoria che sarebbe importante. Una sconfitta viceversa avvicinerebbe ancora di più le zone basse della classifica. Ora è Fenice che manovra con Moscoso, Ceccon, ancora Moscoso, provano, bravo Ceccon, si fa strada, poi forse pretende un po' troppo, era anche chiuso. Palla però che rimane ai giocatori in maglia gialla. Fenice Venezia Mestre e qui Moscoso riesce ad allungarla, ma non abbastanza da raggiungere i piedi di Stefanon, per cui la palla è fuori. Ora di nuovo prende palla a Lecco con Valdes, da questi a Gomez che si gira bene, però sono in 4 su di lui, si chiudono le maglie gialle e spazzano via. Ora è Ceccon che prova, si accompagna bene verso l'angolo, poi ottiene il massimo di quello che si poteva in quella situazione. Va Bui a incaricarsi, difesa dell'Ecco schierata, si fa vedere Moscoso, la palla è per Ceccon che di prima scalda le mani di Tommaso. Non c'è pausa però, ancora Bui riesce a recuperare palla ai giocatori in maglia blu celeste. Gomez, di Tommaso ora su Ferri ancora, autore della prima marcatura della partita, quella che aveva portato al momentaneo vantaggio della squadra lombarda. Intanto Moscoso a manovrare, Bui riesce a liberarsi ma senza precisione, tanto un po' di battibecco tra Bui
Gomez che aveva allungato un braccio sul giocatore senza palla. Andiamo ancora a vedere, ecco, con l'aiuto dell'inquadratura, il direttore di gara che va a cercare di riportare la calma. Si parlano Moscoso e Gomez, l'intervento era stato, il battibecco era stato tra Gomez e Bui che si allontana saggiamente, per cui sembra che tutto sia ricomposto e si possa tornare palla a terra, palla in possesso di Tommaso in questo momento. Ora Ferri lanciato da Naseio poi attenzione Moscoso a campo davanti, lo chiude sempre il numero 28 del Lecco. Prende Arting, ora rimessa di nuovo per Lecco con Arting che si incarica da questi a Valdes. Ferri ora prova ad accerchiare la marcatura di Ceccon, poi non riesce a seguire Valdes, la palla rotola a bordo campo dalle parti della panchina di Mister Landi. Intanto di nuovo Stefanon non riesce ad aprirsi un varco, per cui è di nuovo Valdes che può. Attenzione, qui c'è un bel intervento di Federati in questo missile. Quindi ancora Lecco pericoloso quando siamo quasi a metà della prima frazione di gioco. È rientrato nel frattempo Persek al posto di Stefanon. Vediamo se saprà dare incisività all'attacco arancio-nero-verde. Intanto ora prova a ragionare con calma Naseio da questi a Ferri. E qui c'è un fallo netto di Ceccon su Arting, va a scusarsi il numero 7 veneziano. Il gioco può riprendere con palla ai Lombardi. Ecco Arting di nuovo su Naseio, Arting, Naseio, Ferri, Naseio fa girare palla Lecco. Ora prova a imbucare per Gomez, capisce tutto Bui, ora è Moscoso che non riesce a saltare il roccioso difensore del Lecco che finora ha fatto egregiamente il proprio mestiere. Ora prova di nuovo, c'è con Murato 2 volte. Da questi a Persek, Ceccon prova a girarsi, un po' trattenuto, tiene palla però riesce a metterla bene in mezzo, rischia Lecco anche una seconda autorete, poi Ferri si spiega con l'arbitro che ha giudicato alla fine regolare la trattenuta, per cui è calcio d'angolo che batte Bui ancora, questa volta controllato il retropassaggio di Arting su Di Tommaso. Ancora Arting già dall'altra parte, anche lui velocissimo, prova a metterla dentro su Gomez che manca l'aggancio, sarebbe stato molto pericoloso. E poi Federati spazza senza tanti complimenti. Prendono una palla i lecchesi, ancora Naseio da questi a Gomez,
Perse che la porta via, ora deve far salire la squadra, vediamo. Di Fonso, rientrato anche lui, sicuramente a dare dinamismo alla manovra veneziana. Questi a Baloira ora che Caregnato, scusate, che prova a imbucare per Perse. Qui c'è forse il tocco di mano di Harting non fischiato. Perse che può partire, aspetta questa volta l'arrivo di Fonso. Di Fonso tiene palla, groviglio di gambe, poi non si intendono i due, ma era obiettivamente difficile. Fuori ancora Di Fonso a non farsi saltare da Harting, a mettere in fallo laterale. Riprende ora con Gomez, Lecco, Harting ancora. Harting ancora cerca di infilare per Gomez senza successo. E prova Felice ora di nuovo con Di Fonso, tenta di accelerare. Perse che Di Fonso, buona posizione, si oppone bene Di Tommaso. Ancora non si intendono Baloira e Di Fonso. Dopo una fase un po' interlocutoria, quando siamo al 13° quasi del primo tempo, Di Fonso prova a dare imprevedibilità alla manovra, appoggia per Baloira, Caregnato, Di Fonso, Felice ora di nuovo in campo con lo starting 5, errore ma rimedia alla grande Baloira. Si era fatto soffiare il pallone ma l'ha recuperato un secondo dopo, bene ancora Di Fonso, elude l'intervento di Neseio. Harting davanti, riesce ancora il capitano lecchese a impedire a Di Fonso a non farsi saltare da Di Fonso. Buona la palla per Persek, ancora di Fonso, però si chiude molto bene Lecco in fase difensiva, difficile per i veneziani sfondare. Di Fonso, Caregnato che cerca un po' alla cieca Persek, non lo trova, rimessa laterale. Ancora Lecco ora avanti con Panzeri, palla dietro per Neseio, Avironi ora e c'è il gol del 2-2, pareggio del Lecco grazie al numero 21 Mattaboni, che riscatta così l'autogol di una decina di minuti fa. Situazione dunque di nuovo di parità. Ora Di Fonso qui spinto, c'è fallo forse? Sì, viene fischiato in questo momento, un po' in ritardo. Al 13° minuto e 50 secondi il 2-2 che riporta in parità la gara ad opera di Mattaboni. Ancora ora la palla recuperata dal numero 21 Avironi, non riesce a saltare Baloira. Ora Caregnato molto aggressivo su Panzeri. Baloira, lui la palla, cerca di farla passare, capisce tutto Avironi. E ora Neseio, attenzione, la serve molto bene, ancora una volta per Mattaboni. È bravo Feverati
a negare un 3-2 che sembrava cosa fatta. Ancora Favironi dalla distanza, si oppone ancora Feverati. Partita che ora si è accesa dopo il 2-2 del Lecco. Di nuovo tutto in equilibrio, quindi ancora il numero 28 Lecco a provare eccoci. Allora ecco con Persek che prova a lanciare Baloira, difende bene sempre Mattaboni. Ora poco meno di 5 minuti al termine della prima frazione, punteggio di 2-2 al Pala Franchetti di Mestre tra Venezia Mestre e Lecco Calcio a 5. Risultato che sicuramente non soddisfa nessuna delle due in questo momento, è di vitale importanza la vittoria. Intanto c'è un calcio di punizione fischiato a Caregnato, per cui Favironi si incarica, tenterà la battuta a rete. Feverati sistema Persek di fronte al pallone, vediamolo. Favironi fuori. Pericolo scampato, ora Fenice deve riordinare le idee e ricominciare a macinare gioco come aveva fatto nella fase centrale del tempo. E Persek ora ha cercato un po' solo, attenzione alla corrente di Fonzo che prova il volo di sinistro, non riesce a prendere bene il pallone. Ora di Fonzo, lui è Baloira, Persek, Caregnato ancora, c'è Baloira libero dietro, servito invece di Fonzo. Ora deve saltare Harting, avversario non facile. Persek prova a girarsi, lo tiene bene, la difesa lecchese non dà spazio, ci prova allora dall'altro lato a far girare Caregnato, ma Baloira viene murato. Ottiene però un calcio d'angolo. Che va a battere lo stesso Baloira. A vedere di Fonzo, importante. Servito invece Caregnato che di piattone alza però troppo la mira. Ora, bello il duello fra il capitano Harting e Di Fonzo, giocatori brevilinei molto rapidi. Marcatura fissa Harting su Di Fonzo. Eccolo qui, ora forse riesce a saltarlo e prova a seguire Persek. Scusate, abbiamo perso un po' la voce mentre c'era questa azione ancora di Fenice che rimane però in zona d'attacco. Persek che tenta l'acrobazia in volo, difficile, e lascia intanto il campo il giocatore argentino sostituito da Stefanon. Panzeri, ancora Harting, ora fonte del gioco lombardo, spesso e volentieri. È entrato Ferri nel frattempo, autore del primo gol.
2 minuti e 50 secondi al termine di questa prima frazione. Ora Moscoso su Di Fonzo, prova a saltare Arting, non ce la fa, lo tiene, il capitano riporta, prova lui, ma troppo sbilanciato per Cirile Federati, per cui può ripartire con Moscoso felice. C'è però a terra, ce l'avamo persi anche noi nell'attacco di Arting. Il direttore di gara autorizza l'ingresso dei sanitari, vediamo chi è a terra. Chi è a terra? Abbiamo chiesto perché abbiamo proprio la balaustra davanti, non riconoscevamo Ceccon a terra. Eccolo qui, adesso lo vediamo. Sembra tutto ok, deve però lasciare il campo almeno in fase per diciamo, motivi precauzionali. Ceccon, speriamo che possa regolarmente riprendere poi la gara. E riprende un tratto buio, ora rischio sul passaggio del numero 21 Lagunare. Ancora Bui, Moscoso, Bui ancora. Salta Arting che commette fallo in maniera abbastanza netta, si scusa. Calcio di punizione per Fenice. Partita sicuramente spigolosa, non fallosa, ma due squadre che si equivalgono, che cercano ovviamente di prevalere, ma non sono arrivate tantissime occasioni pulite, cose molto chiuse, soprattutto quella degli ospiti. Vediamo ora Ceccon, prova su Bui, che ha già segnato più volte. Ecco, attenzione, ora è Ceccon da lontano, la posizione centrale. Risponde bene Di Tommaso, pronto. Ancora su di lui, ora fare perno del gioco Bui, Federati, da questi a servire Stefanon che aggancia, non era facile, ma non riesce a tenerla in campo, per cui niente da fare per Giacomo Stefanon. Palla di nuovo a Lecco che prova a ricominciare con il gioco. Poco più di un minuto al termine, poi vedremo anche i parziali delle altre gare in corso per la Serie A2 Elite Girone A. Ora Spindola, Moscoso a riprendere il gioco. Siamo entrati nell'ultimo minuto, ultima occasione per provare ad andare al riposo in vantaggio di una marcatura. Ancora Ceccon che chiude Valdes, ancora servito da De Donato, prova forse a giocarsi gli ultimi 30 secondi Lecco a cercare l'azione, la posizione buona. Attenzione Mattaboni, poi Valdes riprende palla Moscoso, è da solo però non riesce a tenere palla, per cui Di Tommaso può provare a sfruttare gli ultimi 20 secondi per la sua squadra. De Donato ci prova, Bui su di lui,
Moscoso, ancora fase confusa, Fenice cerca di non far superare la metà campo a Lecco in questi ultimi secondi. De Donato ci prova, ora ostacolato da Moscoso in maniera dubbia, infatti c'è il fallo e anche il cartellino per Moscoso. Cartellino giallo quando mancano 2 secondi, quindi peccato, anche perché la palla sembrava andare per i fatti suoi. E invece qui c'è un'occasione per Lecco a 2 secondi dalla fine, punizione tra i piedi di Escola, vediamo cosa sceglierà di fare. Lui che si incarica, eccolo. Attenzione, c'è Ceccon ben piazzato da Feverati sulla linea a salvare momentaneamente il risultato, per cui va a chiudersi questo primo tempo, punteggio di 2-2 tra Fenice Venezia Mestre, Lecco calcio a 5. Ricordiamo marcature di Ferri e Mattaboni per gli ospiti e Baloira, e ancora autogol di Mattaboni per i veneziani. Andiamo a leggere, prima di salutarvi, i parziali dagli altri campi. Abbiamo LD Leonardo 0-2, a Modena Green Project Agency Città di Mestre davanti a guidare 4-2 sui padroni di casa. A Pistoia Sainz Pagnano 3, Nuova Comauto Pistoia 0 e Pordenone Alto Vicentino 0-0. Alle 17 inizierà il derby veneto fra Sporting Altamarca e Vinum Italy Petrarca capolista. Bene, quindi vi diamo anche noi appuntamento tra pochi minuti per la ripresa della gara.
E torniamo in diretta dal Pala Franchetti di Mestre per il secondo tempo di Fenice Venezia Mestre Lecco calcio a 5. Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A2 Elite Girone A. Punteggio della prima frazione di gioco 2-2. Con Lecco in vantaggio per 1-0, poi 1-1 e 2-1 Fenice e pareggio. Attenzione intanto, secondo tempo che inizia subito con questo tiro a fil di palo di Persek. Partita equilibrata, corretta. Due squadre appaiate a 7 punti al 9° posto in classifica, valori finora assolutamente pari. Di Fonzo qui fermato molto bene da Harting, poi lo stende, non fischia l'arbitro, ancora Di Fonzo. Attenzione qui, Avironi rischia quasi di infilare la propria porta ma la mette a buona distanza. E Baloira va a incaricarsi del calcio d'angolo prima della ripresa. Ora è Spindola che va a buona velocità. Ferri, attenzione! E poi da questi a Avironi che impensierisce Feverati, che riesce poi a mettere in angolo. Ora sugli sviluppi dello stesso angolo Ferri prova a girare di destro, non è fortunato. Avironi ora di nuovo, Lecco rimane in fase d'attacco, murato da Caregnato. Ferri di nuovo, stavolta perse, cala meglio, però riesce Avironi a recuperare il pallone. Baloira ha rischiato qui Lecco. Di Fonzo, palla fuori, ribattuta da Spindola. C'è l'ammonizione per Ferri. Non abbiamo visto onestamente da cosa sia scaturita. Ammonito al secondo minuto Ferri. A Fenice con questo schema non si conclude, però Calegnato preferisce lasciar scorrere e ripartire dalla rimessa laterale. Proprio lui ora. Fenice di nuovo in campo con Feverati, Caregnato, Baloira, Di Fonzo e Persek. Anche per Lecco il puntetto di partenza, mentre attenzione ora Avironi, pericoloso, fermato da Caregnato e Di Fonzo che ora prova Persek, fermato ancora una volta dall'ottimo e Spindola, e qui c'è un intervento duro di Caregnato, si rende conto. Su Spindola abbiamo sentito l'urlo del giocatore lombardo, vediamo. Perché non dare colpi al tavolo? Un po' di agitazione in campo anche sugli spalti del Pala Franchetti. Ora che
chiedevano forse qualcosa di più per l'intervento di Caregnato, che è stato sicuramente falloso, ma intervento di gioco. Sì. Spindola ora va a incaricarsi della punizione, ancora però c'è qualcosa da dire in panchina a Fenice, il direttore di gara. Vediamo se può riprendere, posizione pericolosa questa. Eccolo qui, il numero 28 va a impattare su Harting, poi fallo su Di Fonso, no, non lo fischia l'arbitro, per cui si riprenderà con una semplice rimessa laterale di cui si incarica Harting. Siamo sempre sul punteggio di 2-2 dopo 2 minuti di gioco nella seconda frazione. Ora Ferri. Persek recupera di nuovo un altro pallone, ancora lui, palla era forse per Baloira, vediamo, prova Persek in allungo, ma era molto difficile, lo ferma Ferri. Ora Feverati, che va ancora a cercare, bravo qui l'argentino a ottenere palla, ma era difficilissimo. Fase un po' confusa questa. Vediamo se ora è Spindola Ferri per Lecco, cercare di mettere un po' di ordine nella manovra. Avironi prende palla però Di Fonso, prova lui da solo, la incrocia, era bella l'idea, cerca di prendere il controtempo di Tommaso, la palla però è fuori mezzo metro, niente da fare quindi per l'argentino. E può riprendere Lecco ancora con Ferri, ancora lui, prova da lontano, alta. Feverati cerca Baloira che poi appoggia molto bene per Persek, ancora Baloira, Persek che provano a fraseggiare i due. Spindola recupera, lui perde una brutta palla a Fenice, attenzione ora Ferri, ottima la chiusura di autorità di Di Fonso. Ci mette una pezza e limita i danni. Partita, ricordiamo, molto importante per entrambe, gli spalti del Palafranchetti sono pieni dei tifosi arancio nero verdi. Speriamo poter andare a casa contenti di stasera, finora la partita è molto aperta. Baloira, Di Fonso, punta Harting, lo salta, si crea lo spazio, lo chiude però può riprendere Lecco con Ferri, ora prova con velocità a superare Caregnato, riesce a cavarsi un varco. E ora anche doppio cambio per Lecco. Spazio di nuovo a Mattaboni, autore di un'autorete e di un gol nel primo tempo. Ora qui aggressiva il contrasto di Panzeri, un po' di teatro, forse qui c'era da fischiare qualcosa prima. Di Fonso, Stefanon è entrato al posto di Persek. Harting ora prova a ragionare i suoi, Panzeri
ora Harting cerca di nuovo Panzeri, a cui sfugge il pallone e può riprendere Fenice. Ancora sui piedi di Fonzo, entra Moscoso nel frattempo, quasi 5 minuti trascorsi nel corso del secondo tempo. Valoira, Moscoso, Valdes si è sorpreso, Feverati preso quasi fuori tempo, ma riesce a allungare la mano e a non farsi scavalcare. Bravo Feverati al rientro oggi dopo un lungo infortunio, quindi anche lui di nuovo le prese col ritmo gara. Qua a ripetere rimessa a Bui, il direttore di gara, quindi può ripartire il gioco. Bui, Moscoso, Valoira, ora Moscoso per Stefanon, Bui, Moscoso, vediamo se riescono a creare un po' di spazio, di superiorità. Moscoso cerca bene qui Stefanon, c'è ancora Harting però onnipresente, lotta Stefanon, riesce, Moscoso ora cerca nello stretto di infilarsi. Ancora tra Mattaboni e Harting riescono a recuperare il pallone. Ottimo elemento anche il numero 10 Lombardo, assolutamente, sia in fase difensiva che offensiva. Lo vediamo ancora lui a proporre il gioco. Mattaboni, Harting ancora, Mattaboni, sempre Harting, Valdes. Lo imbecca bene qui Hartings, ma non riesce a tenere il pallone in campo Valdes. Torniamo in diretta con la ripresa del gioco, ancora in mano a Fenice, più propositiva in questa seconda frazione, manca però ancora di quella precisione negli ultimi metri per poter arrivare a un tiro pulito. Spindola, ora non riesce Lecco a trovare un po' il bandolo del gioco in questa fase. C'è con Bui, c'è con ora Bui, prova a imbeccare Stefanon, ma c'è anche qui l'onnipresente Spindola a chiudere. Ancora Mattaboni, ma palla nuovamente fuori e di nuovo ai giocatori in maglia gialla, giallo-verde. Bui, c'è con Bui ancora rimpallato, il pallone torna a Feverati, da questi ancora, bello qui Bui, si crea lo spazio, poi va il tiro. Si era creato un ottimo spazio Bui saltando De Donato, poi non è riuscito ad arrivare alla conclusione come avrebbe voluto. E c'è qui Stefanon, di prima sorprende tutti, ma la palla non è nello specchio, sfortunatamente per lui e per Fenice. Si continua quindi con i lombardi a reimpostare il gioco. Favironi ora, Murato, Bui, Favironi ancora su di lui, riesce a guadagnare questa rimessa laterale di cui si incarica De Donato. Vediamo se va di nuovo a cercare Favironi, no, viene Mattaboni a impattare, ma su di lui c'è anche la difesa Fenice, per cui niente di fatto. Ora ancora Favironi, Mattaboni, ancora fase, attenzione Stefanon, riesce a recuperare il pallone, va a chiudere però Mattaboni, prova a pressare Bui, attenzione, ora una buona palla Bui,
niente di fatto, riprende il gioco Lecco, De Donato, c'è Stefanon su di lui, poi Federati col volto va a impedire che la palla arrivi pericolosamente dalle parti dello specchio di porta. Niente di fatto per Lecco, che per ora sta provando con una certa insistenza in questi ultimi minuti a costruire in attacco. Anche per loro però manca sempre un ultimo passaggio pulito, tanti errori, per cui il punteggio rimane ancora quello che ci ha accompagnato alla fine della prima frazione di gioco, 2-2, mentre siamo quasi a metà del secondo tempo. Senza troppi strappi, se riuscite. Ceccon da questi Moscoso, da Moscoso a Perse, che è rientrato nel frattempo, non va al passaggio, recupera palla e Spindola, Moscoso però su di lui, ancora Persek, Ceccon deve ragionare ora Fenice, fuori misura il passaggio di lungo di Ceccon su Persek, non deve farsi prendere dalla frenesia. Fenice ha la possibilità di portare a casa questa partita, deve costruirsi buone soluzioni in attacco. Ancora Bui, ora se la allunga un po' troppo, serve a Ferri. E qui Harting ci ha dato l'impressione del gol esterno della rete. Ancora Spindola a impedire la palla, che la palla arrivi a Persek. Eccolo l'argentino ora stretto fra due. Avironi, deviazione di Bui, calcio d'angolo. Rapidi capovolgimenti di fronte. Fuori. Tentativo di Ferri. Ancora nulla di fatto. Per cui Feverati può rilanciare su Persek. Ancora lunga anche per l'opposizione di Spindola, che non lascia spazio. Persek di fare gioco. Ancora Spindola riesce a saltare bene Persek, Feverati spazza via senza tanti complimenti questo pallone, che poteva diventare pericoloso dalle sue parti. Si riprende quindi con la palla per Lecco, con Ferri, a tentare un'ennesima azione d'attacco. Avironi a Moscoso davanti, prova a saltarlo, Moscoso torna, devia. Alla rimessa laterale. Indicazione intanto dalla panchina lombarda per Avironi, andare a posizionarsi in questa rimessa. Prova a smarcarsi proprio lui, infatti, ma la palla è per Spindola. Ferri ancora. Avironi a Ceccon davanti a lui, si avvicina anche Moscoso, ora prova ad andare Moscoso. Ancora ora Harting fa già la palla, guadagna a campo Fenice, però è Ferri ora, attenzione, Feverati chiude, ancora prova ora il contropiede Fenice, Persek per Di Fonso, non facile la posizione per lui.
nulla di fatto, per cui si riprende con Harting nuovamente, Avironi, davanti a lui Persek, Ferri, ben imbeccato, preferisce dare di nuovo indietro ad Harting, ora triangola Lecco, Harting, Ferri di nuovo, Harting, Spindola, cerca ancora Ferri, chiude il Ceccon. Sono passati intanto 11 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, punteggio sempre fermo sul 2-2. Partita in cui manca in questo momento forse l'episodio che può sbloccare la situazione. Le squadre stanno cercando di mettere questa terza rete che sarebbe fondamentale anche da un punto di vista psicologico. Ora Spindola, Moscoso su di lui, Ferri ancora, però è troppo indietro il pallone, ora cerca Perfect, un ottimo stop, ha il problema però di infilarsi fra tre maglie blu celesti, per cui niente da fare per lui. Moscoso ora prova a dar manforte, Spindola su Harting, Spindola ancora cerca nuovamente Harting avanti, lo trova, c'è però Di Fonso su di lui, attenzione a Mattaboni che ha provato a rimorchio ma Spindola ancora. Da questi a Mattaboni a Moscoso da superare, ci prova sulla sinistra, poi serve Harting, ancora Moscoso che va a chiudere su Mattaboni per la rimessa laterale a favore del Lecco. Quindi viene fischiata un'irregolarità, quindi la palla viene restituita a Fenice. Moscoso per Di Fonso, cerca una palla molto improbabile, possiamo dire, su Baloira, anche fosse stata in misura sarebbe stato difficile per lui controllarla. Mattaboni può riprendere, Fenice deve inventarsi qualcosa per portare a casa questa gara. I lanci lunghi non possono impensierire la retroguardia lecchese, per cui è di nuovo ora Di Tommaso, qui può partire anche lui, tenta il lancio lungo, Baloira preferisce non dare palla a Feverati, continua lui, ora Persek, Di Fonso, Persek, ora Baloira, ha una buona occasione per Di Fonso, rientra però Persek, gli è mancato l'ultimo appoggio, si era creato lo spazio sinistro-destro, non è riuscito a dare forza verso la porta, si era aperta la difesa lecchese con questa incursione di Di Fonso sulla destra. Era un'occasione sicuramente da sfruttare, non ce ne saranno molte, perché la squadra lombarda è molto attenta. Ecco Di Fonso ancora dietro per Feverati, un po' rischioso per Baloira, riesce a salvarsi però Fenice con Moscoso ancora per Di Fonso, ora c'è Baloira, si fa vedere, viene servito Di Fonso ancora, Moscoso, Baloira sta giocando lo spazio, Fenice, qui lasciano correre gli arbitri e Fenice può riprendere per cercare di capitalizzare questa fase di pressione con Moscoso. Niente da fare, ancora Di Tommaso che può provare a rilanciare il Lecco, ma
ma di nuovo la palla è persa, per cui Persek che serve bene Baloira, c'è un po' di spazio, chiuso subito, ora Persek si gira, Baloira alla palla, qui c'è il fallo probabilmente di Mattaboni non fischiato su Baloira, ora vediamo cosa decidono i direttori. Baloira protesta, ma l'arbitro fa segno di aver visto e di non aver fischiato, rumoreggia il pala Franchetti per questo fallo non fischiato, almeno a giudizio del pubblico e anche dei giocatori. Finisce, non è così quello del direttore di gara, che ora fa battere una punizione in favore del Lecco. Qui è Feverati che esce per Persek, un po' di stanchezza forse anche in Fenice che nel seguire questi continui ribaltamenti, questo non c'era nessuno su cui Persek potesse appoggiarsi. Intanto Mattaboni va di nuovo a riprendere, palla uscita, Baloira, Persek prova a girarsi, fermato dalla difesa, ora Javironi ci prova ad alleggerire un po' la pressione, ancora Javironi, palla nuovamente fuori, allora prova a cambiare Lecco, c'è De Donato ora sulla palla, Panzeri anzi lascia lui, quindi De Donato, Mattaboni, ancora palla persa di Fonso, mette bene palla per Persek, c'è Persek questa volta e c'è il gol di Persek a concludere un'ampia fase di pressione Fenice, servito da Di Fonso, per cui quando sono trascorsi 16 minuti e 50 secondi Fenice si porta sul 3-2. Molto importante, time out infatti chiamato subito dal Lecco, quindi è Persek che va a siglare, andiamo a segnare anche il tabellino, il 3-2, dopo 16 minuti e 50 secondi di gioco rompe l'equilibrio che era durato per tutto il secondo tempo. Questi ultimi 3 minuti Lecco era sembrata in difficoltà, non riusciva ad alleggerire la pressione Fenice, a portare un po' di un'azione diciamo che avesse più di un paio di passaggi, molte le palle recuperate da parte degli anceneroverdi, che hanno poi concluso questo sforzo con il gol di Persek su assist di Di Fonso. 3-2 quindi al palla Franchetti di Mestre, quando mancano 5 minuti al termine della gara. Vediamo ora cosa farà Lecco, si schiera già col portiere di movimento, Ferri in veste di portiere, questo potrebbe ovviamente aprire anche il fianco a Fenice, ma contemporaneamente avere l'uomo in più in fase d'attacco. Eccolo qui, Ferri su Harting, Javironi su di lui, Di Fonso, Harting, Ferri, Harting, Javironi, Harting, cercano, c'è una buona pressione difensiva di Calegnato su Harting che costringe all'errore il capitano lecchese. Rientra quindi ora Di Tommaso al posto di Ferri per coprire la fase difensiva. Ora Di Fonso cerca bene, ancora Moscoso che ha spazio, salta l'uomo, Moscoso cerca ma ci mette una mano Di Tommaso, quel tanto che basta, però la palla è ancora Di Fonso, anche lui tenta un pallonetto qui che non scende, attenzione. Mattaboni e Spindola, Moscoso, Caregnato e lascia scorrere con intelligenza Baloira, recupera un po' di fiato
Fenice ovviamente adesso si è accesa la gara, sono saliti i ritmi. Spindola anticipa Caregnato ma non Di Fonso, che non lo fa passare, ancora Di Fonso, prova anche lui, saltato. Moscoso, sono due su di lui, alla fine la rimessa è per Fenice, che può quindi rimanere in fase d'attacco. 3-2 quando mancano 3 minuti e 55 secondi di gioco per questa, la fine di questa nona giornata di Serie 2 Elite qui a Mestre. Di Fonso ora prova, lo ferma e Spindola ancora una volta. Torna dentro Ferri come portiere di movimento per giocarsi una chance in più in attacco. Vediamo se Lecco riuscirà nell'intento. Harting ora con calma, Avironi, Harting, c'è Ferri, servito, eccolo, ancora Harting, Ferri, rumoreggia il Franchetti. Avironi, palla ancora murata da Di Fonso, calcio d'angolo per Lecco. Harting ancora, prova lui, la palla è di Feverati che prova direttamente e l'idea non era male, non c'è mancato poco. Ora Feverati ha provato a sorprendere, la porta vuota, Lecco di poco fuori, cambio ancora, ora entra Di Tommaso, fase concitata della gara. Baloira, Moscoso, Di Fonso, Baloira, Fenice di stare anche attenta a non sbagliare. Qui Baloira prende un ottimo fallo, Harting si lamenta un po' con l'arbitro, il fallo probabilmente c'era ma è stato bravo Baloira di mestiere a interrompere così l'azione. Ancora lui, Caregnato ora, Baloira, c'è Moscoso libero, servito invece ancora Caregnato. Ora devi stare attento, Caregnato difende bene il pallone, poi lo scaraventa dall'altra parte del campo. Di nuovo Lecco in attacco, questa volta non entra Ferri, quindi Avironi l'appoggia col petto, interviene Caregnato, di nuovo Feverati a spazzare. 2 minuti e 30 al termine del gioco, si dice di stare attento a non farsi schiacciare troppo. Di Fonso ora prova a mantenere alto il baricentro del gioco in pressing. Mattaboni, bravo qui Baloira, ottiene tutto, ottiene di interrompere il gioco e ottiene anche la rimessa laterale, fa respirare i suoi, molto importante. Feverati ora è entrato intanto Ceccon, Stefanon anche lui è entrato al posto di Persek. Questi ultimi 2 minuti di gara, palla ora per Fenice, Ceccon, c'è Moscoso libero, lo vede Ceccon, eccolo, servito. Vediamo se cercherà l'azione personale, sembra di sì, cerca anche di guadagnare tempo e spazio con questo fallo laterale. Baloira, Ceccon, dentro per Moscoso, errore, rischio questo. Ceccon poi riesce regolarmente a recuperare il pallone, è lui che va al tiro su Di Tommaso che però non si fa sorprendere. Attenzione ancora ora, buona questa palla recuperata, c'è Moscoso in mezzo, non lo vede adesso, mannaggia. Moscoso qui avrebbe potuto chiudere la gara, invece si è fatto rubare un po' il tempo. Attenzione ora, di nuovo la palla però è senza pretese, ributtata nella metacampo Fenice. Di Fonso, Baloira, Ceccon, Baloira, Di Fonso, alleggerisce. 1 minuto e 15 secondi al termine. Mattaboni,
prova le residue speranze di Lecco, attenzione, sopraggiunge Avironi, scusate, Spindola, anche noi viene fermato ancora Di Fonzo in pressing, Harting a provare, siamo entrati nell'ultimo minuto e come sempre la mia voce va a perdersi negli ultimi 2 minuti di gioco. Ecco Harting, attenzione qui, e Spindola aveva sulle palle, scusate, aveva sui piedi la palla del pareggio, non riesce a indirizzarla verso lo specchio della porta, difesa da Feverati. 44 secondi al termine, palla e per Fenice. Ultime raccomandazioni dalle panchine per giocare quest'ultimo minuto. Attenzione ora, Stefanon prova a liberarsi di Spindola, molto difficile, roccioso difensore lecchese, ha giocato un'ottima partita. Mattaboni ora ancora su di lui, Spindola da questi, Harting, è entrato di nuovo Ferri, portiere di movimento, eccolo servito, Harting, 25 secondi al termine, attenzione, qui chiude Capitan Caregnato, pallone importante, respinge ancora Harting, su Ferri, Avironi, prova lui, ancora Caregnato, Harting, 13 secondi, non trova spazio Lecco, ecco con Avironi, ma la palla è ancora alle casacche blu-celesti, ancora Ferri, attenzione il palo Feverati, cosa abbiamo visto, ancora Ferri, 3 secondi, 2 secondi, palo incredibile di Ferri e poi Mattaboni non è riuscito a metterla dentro col salvataggio di Feverati. 2 secondi al termine ed è finita, finisce al palla Franchetti di Mestre, finisce al Cardio Palma con questo ultimo palo, 3-2 invece il punteggio finale. Fenice batte Lecco, calcio a 5, sale a 10 punti in classifica, rimangono a 7 i lombardi. Partita straordinaria per intensità, questa ultima fase del secondo tempo, dopo un quarto d'ora in cui era successo poco, gli ultimi 5 minuti invece di tutto. Ecco le squadre che salutano, 3 punti importantissimi questi per Fenice, per mettere margine. Ed eccoli qui tra gli applausi del Pala Franchetti per le due squadre, partita molto corretta alla fine, accesasi in alcune fasi solo del primo e del secondo tempo, molto equilibrio per le restanti parti. E quindi con questo punteggio finale di 3-2 anche noi vi salutiamo qui dal Pala Franchetti, da Matteo Ceruti è tutto, ci vediamo fra 2 settimane. Fenice intanto sarà impegnata alla prossima partita in trasferta nell'altrettanto decisivo e importante scontro con Saint Pagnano. Da Pala Franchetti è tutto, quindi una buona sabato e una buona domenica a tutti voi.